L'ex sede della provincia di Udine, Palazzo Belgrado, ha ospitato una tavola rotonda sui temi dell'autonomia e della sussidiarietà, organizzata da Patto per l'Autonomia, movimento politico nato in Friuli e che da pochi mesi ha visto la luce anche in Veneto. Oggi siamo qui per sancire l'amicizia e l'alleanza con il Patto per l'Autonomia del Friuli, che ha rotto il ghiaccio di questo tipo di movimenti, perché noi siamo fortemente europeisti, fortemente identitari, ciascuno padrone a casa sua, ma tutti insieme ci diamo una mano. Al centro naturalmente il tema caldo di questi ultimi mesi, quello appunto dell'autonomia, il cui iter continuano senza ostacoli a Roma. E la sussidiarietà, cioè poter decidere ognuno a casa sua tutto ciò che è possibile, è meglio, perché se le decisioni vengono prese vicino al territorio sono più produttive e più coerenti. Non si può dire che la cultura di un friulano sia uguale a quella di un emiliano o di un siciliano, ci sono delle differenze e vanno rispettate. Diciamo che una logica di questo tipo qua distribuisce anche la responsabilità, uno non si può lamentare se ha gestito male le sue cose. Noi veneti non ci siamo dimenticati di aver votato su una dura giornata di pioggia, di aver votato in 2.300.000 chiedendo maggiori forme di autonomia. Sembra però che da Roma non ci sentano, ecco che allora l'occasione di incontrarci e di collaborare con il Patto per l'Autonomia Friuli e gli altri movimenti autonomisti che questa sera sono presenti e con i quali si vuole continuare a collaborare, deve servire a fare massa critica, perché quella che può sembrare una strana rivendicazione delle lontane province dell'impero diventa in realtà un modo di pensare.